La mia poesia si chiama Spicchio di sole. Io l'ho scritta stanotte, però non so che cosa ho scritto. Nemmeno io capisco che cosa ho voluto scrivere. Poi il significato non lo so, se è qualche delusione. Che cosa? Allora, spicchio di sole. Sento luciavolo da stagione stamattina. Un spicchio di sole accarezza la mia vena. E viu pizzudda di passato che sciddicano, sbattono un muro du presente e muoiono. Non sento niente, né cavolo né freddo. O tempo sana, a luna porta consiglio, vola nei giorni come pampenette del rose, dallo silenzio che trattura pensieri e cose. O vento sciuscia scirocco e buona creanza, non cerco camurrie, solo luce e speranza, e svolazzo sopra lo mare come un gaepone, lasciando da vecchia aggia antanagnone. Stiorno vento non m'astuta lo sorriso, scarcania, sataria, e davanti al tuo viso ti dico non te angustiare e non fare sfrazze, il ti può basare, ma ti può dare pure buffazze. A pezzudda come capoleato, al ricoglio sta ramaglia dello creato e ad acio, senza lastime e pensiere, scrivo sta poesia che sbrolica forza e tene. Che cosa ho voluto dire secondo te? Un frammento di tempo che ho visto. Rinnegare il passato? No, secondo me. Rinnegare? No, è una frazione di tempo che è vissuto talmente a livello interiore che c'è tutta una verità che viene fuori dal tuo essere. E quindi c'è questo tempo, c'è come poco fa dice Sant'Agostino, se qualcuno mi dice o vuole sapere che cos'è il tempo, Sant'Agostino rispondeva, dice io devo dire non lo so. Il tempo non esiste. Ma se qualcuno non me lo chiede, io dico lo so. Cioè è una dimensione interiore Se si potesse ritornare del indietro nel tempo, si potrebbe cambiare o rifare le stesse cose, o le Io stesse volevo- cose ci hanno fatto diventare più grandi e ci hanno... Secondo te, se tu potessi ritornare indietro nel tempo, che faresti? Lo cambieresti? Se hanno creato l'esperienza. O quell'esperienza ti ha fatto crescere? Ecco, il passato. Partiamo ci ha dal creato presupposto l'esperienza. che un'esperienza non è possibile viverla certe volte due volte. Cioè l'acqua del fiume passa soltanto una sola volta e quindi uno può bagnarsi soltanto una sola volta con la stessa acqua dello stesso Quindi fiume. conserviamo quel pezzo di tempo e non lo Però rinneghiamo? o quella lo frazione rinneghiamo? quella frazione di tempo che è il nostro passato, il nostro vissuto, non può essere rinnegato. È parte di te e di te parla, punto. Però lo lasciamo indietro con quelle lancette dell'orologio che diceva il professore e guardiamo avanti, giusto? No, io aggiungerei questo, che comunque non vale solo per te, vale per tutti. E tu il tempo l'hai fatto come una specie di pentolone in cui ci hai messo tutto. Ci hai messo tutto che sono le nostre esperienze, i nostri dolori, i nostri dispiaceri, eccetera. E poi diventa una sorta di pentola che cuoce tutto questo che è il nostro essere. Bene, mi dici che andiamo cercando. Apposta. Ok. Grazie.